Il nostro viaggio sul Piovego continua alla scoperta delle bellezze della città, ma anche dei problemi che lo hanno reso poco fruibile. È la storia di Padova, quella del Piovego, un tesoro macchiato dall'incuria, dai detriti mai rimossi alla folta vegetazione, solo per citarne alcuni, e che darebbe agli amanti di questo luogo affascinante quello che merita, ma frenati oggi dall'inquinamento e dalla scarsa percezione del bene comune. Un altro dei tesori nascosti è che forse si riesce a inquadrare meglio dal canale è la struttura del vecchio macello comunale. All'esterno del macello, come è possibile notare, si intravedono, perché ovviamente la vegetazione ne copre, le mura cinquecentesche. E il paradosso, chiamiamolo attuale, è che abbiamo la storia da un lato e in lontananza un luogo utilizzato dai tossicodipendenti, la storia da un lato, purtroppo coperta e non visibile ad occhio nudo, e in lontananza un luogo dove purtroppo avvengono cose spiacevoli. La storia ci ha lasciato grandi insegnamenti, ma che spesso non sono stati presi da esempio. Eppure gli antichi popoli con i fiumi avevano un buon rapporto, si costruivano gli imperi. Eppure liberare il Piovego dalla piaga dell'inquinamento, in particolare quello procurato dall'uomo, non pare essere l'obiettivo principale. E chissà se un giorno tutti coloro che l'amano mettano da parte il livore per lottare sotto un unico comune denominatore. Che è un vero peccato che non ci sia una regolare, sistematica, costante manutenzione ordinaria e quindi una continuità nell'attenzione, nel curare tutta l'asta del Piovego, che poi vuol dire anche il sistema difensivo veneziano del Cinquecento, che è il più grosso monumento che ha a Padova.